Buonasera, bentrovati, un'altra puntata del Sindaco Risponde, tutti i martedì sera alle ore 19:30 fino alle 20:30. Il sindaco di Padova, Sergio Giordani, viene a trovarci nei nostri studi per rispondere alle vostre domande. Saluto il sindaco, buonasera, grazie buonasera, per noi. Buonasera a tutti voi. Allora, subito andiamo con i numeri di telefono per interagire con noi. Abbiamo già dei messaggi che andremo a leggere, abbiamo delle email, però chi vuole prenotarsi, chi vuole chiamare lo deve fare, lo può fare allo 049 80 777 53 per le telefonate, al 345 334 1171 per i messaggi, e il sindaco risponde @gruppotv7.com per mandare le email. Vi ricordo che siamo in diretta sulla pagina Facebook e vi ricordo anche che mi è caduto il microfono, lo appoggio qui, e vi ricordo anche tra l'altro che ringraziamo ovviamente tutti i cittadini padovani che sono interessati a questa trasmissione, che ci ringraziano perché diamo questo servizio a loro per fare le richieste al sindaco. Prima però di iniziare vi ricordo un appuntamento che noi di TV7 assieme all'Isola che c'è faremo al Teatro Verdi il 14 di dicembre, ovviamente sperando rimanga questa zona bianca, dove faremo un evento a scopo di beneficenza, dove verrà ovviamente dato tutto all'Isola che c'è, come di consueto noi facciamo, però in quella serata verranno anche dato dei riconoscimenti da parte del sindaco e da parte di amministratori regionali ai medici che stanno lottando questo maledetto Covid. Andiamo a vedere il promo. Cerca di spiegarlo a lei, pensiero, quella notte giù in città, Tecnico Marco e Claudio Regia che hanno un supporto straordinario, vedete due microfoni. Avete visto allora il promo, vi ricordo il 14 di dicembre al Teatro Verdi, questo spettacolo dove il devoluto, l'incasso verrà devoluto interamente all'Isola che c'è, e verranno anche dati dei riconoscimenti ai medici. Poi ci sono Robby Faccheretti dei Pooh, so che la Jessica è un amante dei Pooh perché parlano d'amore e tant'altro, quindi inviteremo anche la Jessica a questa serata. Vabbè, detto tutto questo doveroso, vi ricordo allora, chiedo al sindaco ovviamente delle domande e delle email che sono arrivati. Allora, la prima domanda la faccio, sindaco, prima di leggere i messaggi. Come mai i 50 euro del bonus cultura sono riservati solo dai 19 ai 22 anni e non per i più giovani? Forse perché non votano? Anche loro hanno sofferto per la pandemia. Gigliola da Torre le fa questa domanda provocatoria. È veramente provocatoria. No, non sono comuni a me queste cose. L'ho fatto perché dal 22 in poi ci ha pensato il governo. Abbiamo pensato di ampliare il destinatario di questo bonus cultura, non perché non votano, per carità. Penso sia un'azione molto importante, che vuol dire comprarsi i giornali, andare al cinema, qualcosa per un aiuto non fondamentale, però un piccolo aiuto. Abbiamo inviato 7.000 lettere a tutti quanti aventi il diritto. Io spero che abbia successo, ma non è legato al voto, per carità. Così era chiarito. C'è già una telefonata. Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto? Buonasera, con chi parliamo e da dove? Buonasera, sono Ida, parlo da Padova. Ecco, chiedo alla regia se può alzare l'audio. Ida, mi scusi se noi non la sentiamo bene, allora chiedo alla regia se gentilmente può alzare l'audio in studio, grazie. Ida da Padova, di che zona? In zona Stanga. Prego signora Ida.
Allora, io abito praticamente dietro via Anelli. So che voi avete fatto grandi cose, per carità, per via Anelli, perché ormai siamo contenti di questo. Però mi domando come mai adesso quest'area è rimasta così incolta. Cioè, quest'area è rimasta così incolta. Ci inquadriamo il sindaco, grazie regia. Prego signora Ida. Stanno crescendo degli alberi, sta crescendo un bosco, è una cosa impossibile, cioè è un degrado. Io so che lì dovranno fare la questura, mi sembra, ma chissà quando la faranno. Ma nel frattempo perché non si pulisce quest'area? Cioè i condomini che abitano proprio adiacenti a quest'area hanno una recinzione, questa recinzione ormai è piena di edera che si arrampica dappertutto. Io in pratica abito un pochino più all'interno, però sa, sono tutte persone anziane, nessuno sa con chi parlare o cosa, mi hanno un po' delegato, non che io sia tanto giovane, però magari riesco a parlare un po' di più. Cioè, l'unica cosa che mi chiedo è perché è rimasta tutta così. Perfetto signora Ida, perfetto il sindaco. Abbiamo dei topi che corrono. Certo, il sindaco le dà una risposta. Grazie, prego signor sindaco. Sì, allora, lei si ricorda signora che noi abbiamo fatto la permutra tra l'ex Vianelli, diciamo, terreno bonificato e la Prandina. Non siamo più proprietari. Noi non possiamo fare manutenzioni di qualsiasi tipo dove non siamo proprietari. Diventa danno erariale. Con questo non sto dicendo che è colpa di qualche altro. Tra parentesi, l'ho già detto, noi siamo assunti la responsabilità di fare la questura come ente appaltante proprio per ridurre i tempi. Stanno già lavorando i nostri tecnici con i tecnici della polizia per fare il progetto della questura, per cui spero sia a tempi brevi, non so dire domani, tra un mese, tra 6 mesi, perché i tempi li sbaglio tutti per cui me sto zitto. Però siamo assunti responsabili di fare ente appaltante, 1, 2, non siamo più proprietari di quest'area, non possiamo fare nulla, con questo vuol dire che non è che non siamo responsabili, parlerò con Demanio in maniera tale che provvedono a fare manutenzione. Perfetto, allora ci sono già arrivati anche 4 messaggi, sindaco. Elisabetta o Denis in regia o in redazione, se me li leggete, prego. Da circa 4 anni lo sfalcio dei fossi in via Vigonovese si ferma al ponte dell'autostrada quando il comune di Padova prosegue per 1 chilometro ancora. Avevo già fatto una segnalazione, ma niente, grazie. Sindaco vuole rispondere a questa domanda? Dipende da chi sono. È un problema questo, un problema veramente importante. È come gli argini. Quando mi dicono gli argini non sono sfalciati. Solitamente, non sempre così, la parte piana, rettilinea dell'argine è nostra. Gli argini non sono nostri. Per cui il concetto di prima, noi non possiamo fare sfalci, manutenzione, qualsiasi cosa che non è nostra, di proprietà comunale, se facciamo qualche lavoro diventa danno erariale. E quindi cosa deve fare la signora che ha mandato il messaggio per tagliare quell'erba? Chiedere chi? La provincia, la regione? No, questo non vuol dire che non mi interessa. Adesso, se è precisa la signora, c'è il numero di telefono, domani la faccio chiamare, faccio spiegare esattamente qual è il punto e diamo risposta. Se è fattibile lo facciamo, se non è fattibile avvisiamo di chi è responsabile. Però voglio chiedere una cosa, ci sono tanti muri a Padova che sono sporchi. Se non sono di proprietà del comune non possiamo farli pulire. È stato chiarissimo, sindaco. Perché vuol dire danno erariale. È stato chiarissimo. Altro messaggio, Elisabetta? Quando sistemate l'incrocio tra via Marsinelle, località Ponterotto, con via Breda Limena, perché prima o poi ci scappa il morto, in quanto nessuno rispetta i limiti dei 50 km, lo chiede Stefania.
Non so rispondere, mi interesso. Si interessa, andiamo con un altro... non so rispondere onestamente. Certo, voglio ricordare... Se uno non mantiene velocità è una grave responsabilità, però ecco, non so esattamente questa cosa, mi informo e la faccio chiamare. Ecco, voglio ricordare ai cittadini di Padova, aspetta un attimo Elisabetta, che ovviamente il sindaco non conosce centimetro per centimetro le problematiche di tutte le strade, certo, di tutti i quartieri di Padova, però come avete visto, come avete ben notato, ovviamente il sindaco si iscrive, poi tramite la sua segreteria, i suoi collaboratori telefonano alle persone indicate in questa trasmissione che danno un numero e un'indicazione dove abitano e cercherà di dare una risposta in tempi brevi. Andiamo con il terzo messaggio, era doveroso chiarire anche questo? A distanza ormai di 5 anni da quando è stato nominato sindaco, il quartiere Arcella è migliorato o no? Lo spaccio e il degrado che porta è migliorato? Lo chiede Graziella. Lo spazio? Chiede praticamente se il quartiere dell'Arcella in questi 5 anni che lei, 4 anni che lei sta facendo sindaco, 4 anni abbondante, il quartiere Arcella è migliorato, lo spaccio e il degrado se praticamente è migliorato o peggiorato, insomma, com'è la situazione in parole povere da quando lei ha preso le redini in mano di questa città, del quartiere Arcella, sotto un aspetto di miglioramento, anche sotto un aspetto di spaccio? Io penso sia migliorato in maniera notevole, non per lo dico io, perché lo dicono gli arcellani, quando fa qualche giro al mercato, parlo con loro, sono molto contenti. Ricordo che abbiamo illuminato a LED completamente, abbiamo fatto raccolte differenziate, qui il 72% di intervistati sono favorevoli, un altro 30% non è favorevole, mi spiego perché. Perché dove sono condomini vecchi, per cui non hanno spazi comuni sufficienti, andiamo a occupare gli spazi e questo non è gradito e lo capiamo, per cui abbiamo raddoppiato la raccolta, per cui ne stiamo uscendo bene con la raccolta differenziata. Lo spazio secondo me è diminuito francamente e ci stiamo attivando, ricordo che abbiamo 4 cani per quanto riguarda raccolta droga, spacciatori, e purtroppo, lo dico purtroppo, portiamo a casa veramente tanto prodotto. Abbiamo vinto un bando. Scusi, quel prodotto di cosa si fa? Va dato alla polizia che va in inceneritore. Abbiamo... Ma proprio il fumo, insomma. Sì, decisamente il fumo. Purtroppo ne raccolgono tanto. I cani sono veramente bravi, nel senso sono bravissime nei cespugli, ne provano veramente tanto. Devo dire che per quanto riguarda, anche abbiamo vinto un bando, sappiamo tutti quanto, da 15 milioni, per cui metteremo a posto l'ex Sony, metteremo a posto il Configliacchi, la parte storica, Piazza Azzurri d'Italia. Vi ricordo che abbiamo comprato risorse proprie nell'area Valli, quella di fronte alla chiesa, che sarà in marzo diventa nostra, come aspetto proprio nostro sovrappeso economico, sono un po' di pasticci che dobbiamo risolvere. Dopo faremo un grande parco / giardino in cui diventerà un luogo bello e non più un luogo di degrado. Stiamo molto attenti a queste cose. Io capisco che forse era una domanda un po' di politiche, ma se non possono essere tutti contenti, per carità, io sono convinto che la è cambiata veramente tanto. Ma non lo dico io, sono pari di parte. Fatevi un giretto al Cella, chiedete con chi si abita, veramente. E poi stranamente l'unico quartiere sono saliti i prezzi dell'abitazione, chiedete il perché. Andiamo col quarto messaggio, credo Elisabetta se mi è sfuggito oppure no. Volevo ringraziare il sindaco e la sua squadra per tutte le iniziative e lavori che sono stati fatti e che hanno reso la città sempre più bella. Grazie perché io sono molto orgoglioso di questa città, dei lavori che abbiamo fatto. Ricordo ancora che sono stati diventati patrimonio dell'umanità, Uspicta. È stata una cosa non politica, non amministrativa. La città si è sentita orgogliosa di questa nomina e ancora oggi vediamo moltissimi turisti, ma moltissimi che vengono proprio per questo motivo. Abbiamo una città spettacolare, certo, con tante di quelle cose, specialmente in questo periodo. So che devo essere corto, lo so, però in questo periodo che venite a Padova in salute, perché tutti quanti hanno la mascherina, venite a vedere che spettacolo di luci e video mapping, faccio un po' di
venite a Beh, Padova. nelle domande c'è tutto, signor, ne abbiamo altri, ci sono già telefonate, le chiedo se magari riusciamo per accontentare tutti solo per questo motivo. Allora abbiamo un'altra telefonata, sentiamo che abbiamo in linea. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Parla Lauretta che abita del quartiere Sant'Osvaldo. Allora, Lauretta da Sant'Osvaldo, prego. Io abito in via Canestrini, io abito lì da 50 anni, davanti a casa mia ci sono i tigli, sono bellissimi questi tigli, però avrebbero bisogno di essere potati, perché in 50 anni che io abito là, li hanno potati una volta sola e sono anche pericolosi perché hanno dei rami secchi. A che altezza, e con signora? Di vento si arriva il ramo in testa. Signora Lauretta, a che altezza di via Canestrini? Dimmi. A che altezza di via Canestrini? Vicino a Sant'Antonio ospedale? Giorgio, sono Laura. Ah, Laura, allora praticamente Laura, ho capito, è la moglie tra l'altro di mio, purtroppo non c'è più, carissimo amico, adesso ho capito, Lauretta, magari Laura, ho capito, abita vicino praticamente proprio dietro via Canestrini a Sant'Antonio, all'ospedale Sant'Antonio. Ho capito. Provvedo, capito. Ha capito, grazie Laura, grazie anche che hai chiamato. Va bene, abbiamo sentito la Laura, quindi andiamo avanti, Sindaco, con prima leggo quello un po' che quello che ci tengo moltissimo anch'io, perché aveva fatto qui delle promesse e sicuramente non per colpa sua, però Luca da San Lazzaro, è sempre colpa mia. No, non per colpa sua, però Luca da San Lazzaro dice: quando sarà pronto questo benedetto parco in piazzale Boschetti? Ogni volta che passo è sempre tutto fermo e non è bello da vedere. Non è tutto fermo, stanno lavorando, è arrivato il telo per fare il capping, vuol dire coprire completamente, dopo ci va il terreno sopra. Parole povere, quando è pronto, Sindaco? A marzo è finito il lavoro, sarà finito il lavoro, perché sia completo, nel senso erba, tutto quello che serve a maggio-giugno. Quindi dopo le ferie, dopo agosto, insomma. No, prima. Se manteniamo questo ritmo qui. Prima delle elezioni del nuovo sindaco, dopo, maniaci in società con le elezioni. No, ho detto nel tempo, cerchi di capire. Ma mi interessa non c'entra lei. Mi interessa che prima Padova sia bella. Io entro l'estate, in maggio-giugno sarà pronta, ma non solo. Vi faccio un esempio. Avete avuto modo di notare che passando, sul Piovego, stanno livellando, facendo le sponde. Abbiamo trovato molta sabbia, di conseguenza dobbiamo far sì che la sabbia non frani nel Piovego, bisogna usare degli altri mezzi. Ogni volta diciamo che è un cantiere complicato. Abbiamo fatto venerdì scorso finalmente, dopo 4 anni, il passaggio di proprietà tra l'amministrazione comunale e le palazzine, per cui non sono più nostre, e mi ha giurato e promesso. Mi scusi, in questo passaggio che l'avete ovviamente comunicato alla città, avete dato anche un tempo a quelli che hanno acquistato quelle palazzine per sistemarlo oppure no? Non c'è un tempo, però da quello che so io, i privati, più presto fanno meglio è, certo. Perché ci avrà 2 anni e mezzo. Verranno chiuse, tutte tamponate, non posso più vederle, quelle 2 schifezze. Diciamo che in primavera inoltrato è finito quel piazzale. Anche sarà coperto tutte quelle 2 palazzine finché non saranno ristrutturate, ne uscirà qualcosa di bellissimo. Complimenti al sindaco per Elena, le dice che questo, complimenti al sindaco per le luminarie natalizie, sono proprio belle e non sono per niente d'accordo con chi dice che disturbano i monumenti, e ovviamente qualcuno ha detto che questo però succede. Fosse per lei e fosse per me, dice la signora Elena, le aumenterei. È possibile pensarci di aumentarle? Pensa lei com'è il mondo, c'è chi dà fastidio, c'è chi vorrebbe aumentarle. Però devo dire che è apprezzato da tutti quanti. Meglio che a Londra. Meglio che a Londra. Bellissime veramente, devo dire. Beh, grazie. Guardi, posso dirmi, scusi se le dico, ci sono le luminarie nei giardini dell'Arena che sono qualcosa di andare lì e fotografarle ogni minuto. Stupende. Grazie. 37 km e mezzo di luminarie. 37 km e mezzo di luminarie. Devo dire,
Antonio e tutti i suoi collaboratori, chi gestisce il parco, devo dire, sono stati veramente bravi, hanno fatto un capolavoro, sono veramente andate a vedere, rimanete estasiati. Non solo, abbiamo aumentato quest'anno il video mapping, sarebbe tutte quante le illuminazioni sulle facciate dei palazzi, c'è anche Santa Giustina, c'è Chiesa Ermitani, c'è il Duomo, veramente spettacolare. Luci, abbiamo fatto un grande lavoro con i commercianti, i baristi, ristorazioni, venite a vedere Padova perché merita. Ha ricevuto i complimenti, sono d'accordo con lei, fa bene che a pubblicizzarlo, lo pubblicizziamo anche noi durante le nostre trasmissioni, anche durante i telegiornali. Allora c'è prima la telefonata, mi dicono dalla regia. Pronto, chi abbiamo in linea e da dove? Pronto? C'è? Non c'è? Pronto? Non c'è? Mi date? C'è? Mi dicono che c'è. Vediamo, riproviamo. Pronto, buonasera, con chi parliamo e da dove? Pronto? Destro Tarcisio. Da dove chiama, signor Destro? Tiziano Vecellio 64. Prego. Allora, il signor sindaco è venuto a trovarmi una volta a casa mia, perché io sono invalido, non ho più l'uso delle gambe. Si ricorda, signor sindaco, Destro Tarcisio, via Tiziano Vecellio, Arcella, un omone alto 1,90 m. Sì. Mi ricordo, allora, sì. signor sindaco, vengo al dunque. Intanto la ringrazio che mi ha fatto posso fare questa telefonata. Io le chiedo una cosa. Io ho fatto 2 vaccini e domani vado a farne il terzo. Abbiamo mia moglie lo stesso, i miei figli lo stesso. Io vado dentro nel supermercato, centro commerciale di Padova, qualsiasi supermercato, centro commerciale, nessun controllo, gente zeppa, mascherine, non mascherine, ma le sembra una cosa normale? Io direi, questa gente, sono due porte, una di qua e una di là, oppure una porta sola, mettere una persona, chi ha il Green Pass va dentro, chi non ce l'ha non va dentro. D'accordo Tarcisio, sono d'accordo con lei, però è difficile, adesso il sindaco le risponderà. Grazie Tarcisio, perché è una lamentela che ci arriva spesso non solo ovviamente alle persone anziane ma anche da giovani, quindi ha perfettamente ragione di porre questa domanda al sindaco e il sindaco ovviamente le risponderà. Non siamo per iniziative su punti vendita centri commerciali privati. Attualmente sono le normative e le seguono tutti quanti. Non possiamo dire non si entra, insomma, normative di sicurezza anche sotto l'aspetto della responsabilità, per cui non so che si possa fare una porta solo, 2 porte, è molto complicato, però non possiamo obbligare i privati a fare determinate cose. Come concetto ha ragione sindaco. Sì, ricordo solo che ancora una settimana fa, questo mi compete, la salute dei padovani, nel senso stretto del termine. Ho fatto un'ordinanza per far sì che tutti quanti i padovani abbiano una mascherina. Dopo c'è e la devo domanda, devo dire anche che stanno rispettando moltissimo. C'è la domanda che sulle mascherine, anzi c'è la pubblicità, se lei è breve ne risponde me la faccio già. Ci dice anche la signora Maria: signor sindaco, perché l'obbligo della mascherina all'aperto solo in centro e non nei quartieri? Perché così riusciamo a controllare. Perché ho fatto l'ordinanza sulla mascherina? Per un semplice motivo: in centro, specialmente il weekend, sabato, domenica, Black Friday, ci sono moltissime persone e il contagio può avvenire se c'è raggruppamenti molto importanti di persone. Se è all'aria aperta non sono grossi problemi, però per controllare forze dell'ordine, carabinieri, polizia locale, Guardia di Finanza, ha bisogno... Ma non è più semplice farla e estenderla per tutta la città, non solo dentro le mura? No, non è più semplice, perché dopo per fare bisogna controllare, ma non ci sono raggruppamenti importanti nei quartieri, sono solo in centro. Beh, Prato alla Valle a sabato sono solo in centro, sono solo in centro, cioè, in centro non si passa sabato e domenica, e che sono contento, perché ho fatto di tutto, video mapping, luminaria, però è pericoloso. Pericoloso vuol dire teniamo le distanze di sicurezza, tutte le manifestazioni sono costrette a far così per un'ordinanza mia e che il questore prefetto l'impone.
Il che non vuol dire che non si possono fare manifestazioni se è democrazia, però bisogna stare a distanza di sicurezza e bisogna tenere la mascherina. Ma lo dico per la salute di tutti noi, bisogna vaccinarsi, stare attenti all'igiene e tenere la mascherina. Abbiamo un 92% di persone vaccinate e la curva è in maniera esponenziale che sta continuando a crescere. Si rischia, molti rischiano la pelle. Il primo terapia intensiva è completato, stanno prendendo un altro. Non si scherza. Nessuno pensava di tornassimo indietro obiettivamente, ma non si sta scherzando. Io parlo per la salute di tutti. Mascherine, stiamo attenti, non facciamo esagerazioni come si vede intanto sabato e domenica, siamo lontani. Bisogna venire fuori da questo problema. Assolutamente d'accordo. Andiamo in pubblicità, rimanete con noi tra poco.